Buongiorno amici di Destination Sardinia, oggi vi porteremo alla scoperta della bellissima spiaggia di Cala Golorizze e vedremo il sentiero e una volta arrivati in spiaggia faremo volare il nostro drone. Cala Golorizze è raggiungibile a piedi con un percorso che parte dal paese di Baunei a circa 1 ora e 15 minuti di distanza da Cala Gonone. Il sentiero per Cala Golorizze è lungo circa 4,5 km con un dislivello di circa 400 metri. Il trekking parte dall'altopiano del Golgo, dove inizia anche il sentiero per Cala Mariolu ed è caratterizzato da una serie di salite e discese che lo rendono abbastanza impegnativo. Per questo motivo consigliamo di intraprenderlo solo se adeguatamente preparati e ben attrezzati. La difficoltà del percorso è media-alta, con tratti ripidi e sconnessi, ma il paesaggio che si ammira lungo il cammino ripaga ampiamente della fatica. Dopo circa 1 ora di cammino si arriva a Punta Salinas, da dove si può ammirare uno spettacolare panorama sulla costa. Da qui, il percorso prosegue in mezzo alla macchia mediterranea, fino ad arrivare alla famosa scala di Golorizze, una scala naturale scavata nella roccia che conduce alla spiaggia di Cala Golorizze. L'accesso alla spiaggia è a numero chiuso, proprio per preservarne la bellezza e il valore inestimabile. Per questo motivo per accedervi è necessario prenotare e pagare un ticket di 6 euro. La prenotazione si può fare online sul sito earthsardinia.com, mediante l'app Heart of Sardinia, oppure contattando l'Infopoint Baunei Santa Maria Navarrese. Cala Golorizze è una delle spiagge più belle della Sardegna, tanto da essere monumento naturale della regione Sardegna dal 1993 con la sua sabbia bianca e fine e le acque cristalline che si stagliano contro le rocce a picco sul mare. La spiaggia è piccola e incastonata in una piccola baia, il che la rende ancora più suggestiva e suggestiva. Il momento migliore per andare a Cala Golorizze è la primavera o l'autunno, quando il caldo non è torrido e la vegetazione è rigogliosa, il clima mite rende più probabili gli incontri con la fauna locale, le capre e le pecore sono solite sostare lungo il sentiero. È un'esperienza indimenticabile per chi ama la natura e il mare, e rappresenta uno dei percorsi più belli e spettacolari della Sardegna.
Se vi trovate in vacanza in Sardegna, non perdete l'occasione di visitare questa meraviglia della natura. A raggiungere Cala Golorizè sono disponibili ben due percorsi: il primo, sentiero classico, più semplice e intuitivo; il secondo, il sentiero del Selvaggio Blu, è un complesso percorso di 50 km lungo la costa del Baunei che offre panorami unici e antiche mulattiere dei Carbonai. Il sentiero classico, con una lunghezza di 3,5 km percorribile in circa un'ora e 30 minuti, per la discesa, e un dislivello di circa 500 metri, è il percorso più utilizzato per raggiungere la cala. Il sentiero parte dal parcheggio di Supporteddu. È possibile arrivare via mare dai porti di Cala Gonone, Santa Maria Navarrese, La Caletta o Arbatax. Il porto più vicino è quello di Santa Maria Navarrese, ottieni indicazioni, che permette di raggiungere Cala Golorizè in meno di 25-30 minuti. Da qui partono diversi itinerari giornalieri con prezzi a partire da 59 euro a persona e mini crociere con prezzi a partire da 40 euro a 45 euro a persona, prezzi variabili in base alla compagnia e al periodo scelto. Noi ti consigliamo direttamente il tour da Arbatax acquistabile comodamente online. Cala Golorizè è ritenuta il paradiso del trekking e del free climbing. La cooperativa Golorizè, fondata nel 1991, offre un ventaglio di infinite possibilità agli amanti delle passeggiate nel cuore della natura e di tutte quelle attività da condurre a contatto con la nuda terra. Escursioni, arrampicate, persino gite in fuoristrada sono periodicamente organizzate e coordinate dai volontari della Coop, per regalare al turista un'esperienza che difficilmente dimenticherà.